Quinta corsa, premio Memorial Franco Bronchi, 1 Attila, Maurizio Cheli, 2 Bassù ZS, Marco Basile, 3 Judith Doc, Sandro Miraglia, 4 Eclair Magic, Salvatore Valentino, 5 Uragano dei Ledi, Antonio Di Nardo, 6 Oref KS, Vincenzo Torrente, seconda fila 7 Zacchio del Ronco, Davide D'Antonio, 8 Ubivoco SM, Vincenzo Piscuoglio, 9 Giamaica Ferro, Natale Cintura, 10 Unico Giasciba, Salvatore Longo. Veloce Uragano dei Ledi si lancia al comando su Judith Doc, che non ha completato il sorpasso di Attila, che gli rientra e quindi rimane secondo. Allora Sandro Miraglia cerca di sistemarsi terzo, ma Natale Cintura con Giamaica Ferro glielo impedisce, quindi viene male a Judith Doc, che rimane all'esterno. Intanto Uragano dei Ledi con uno scatenato. Antonio Di Nardo ha preso il comando, ora Sandro Miraglia decide di andare a provare a dare un attacco al battistrada, quantomeno per farsi il posto, ma Attila è lì secondo alla corda, che fa buona guardia davanti a Giamaica Ferro, quindi Judith Doc si deve rassegnare a rimanere di fuori, purtroppo Sandro Miraglia. E quindi arriviamo intanto ai 600 metri passati da Uragano dei Ledi in 45,8. Passaggio davanti alle tribune, Uragano, Attila, poi Giamaica Ferro. All'esterno si lanciano il 4 di Eclair Magic e l'8 di Ubivoco SM. Tanto 14,8 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 6 decimi, sempre in vantaggio Uragano dei Ledi su Attila. Eclair Magic ai fianchi di Giamaica Ferro, intanto chilometro che va via in 1:15,3. Uragano dei Ledi ancora tonico al comando, Attila ancora anche lui in seconda posizione, poi Eclair Magic che insiste all'esterno, Ubivoco sta parcheggiando in schiena al francese di Salvatore Valentino, poi sempre terza alla corda Giamaica Ferro, ma Uragano dei Ledi ancora tonico al comando. Ora però affievolisce un po' il ritmo, ci prova Eclair Magic, Attila è sempre secondo alla corda su Giamaica Ferro, che ha spostato al largo. Siamo all'ingresso in retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Uragano dei Ledi, di dentro si butta Attila, poi Eclair Magic al largo di tutti Giamaica Ferro, ultimi metri, ed è Giamaica Ferro che viene a vincere su Eclair Magic, al terzo Attila su Uragano dei Ledi. 1:14,2 la media al chilometro. Interrompe la serie di Antonio Di Nardo, Natale Cintura con questa allieva, questa tedesca di Alessandro Gocciadoro, è una figlia di Timo Co per il signor Van Dyck GmbH. Come scuderia Giamaica Ferro, Natale Cintura per Alessandro Gocciadoro viene a vincere la quinta di Cesena.